Buona giornata e benvenuti all'approfondimento di Antenna 3 del mercoledì dedicato alla CGIL. Quello di quest'oggi è uno spazio nel quale affronteremo delle tematiche di grande attualità e di grande interesse. A partire dalla campagna fiscale, siamo ormai nel pieno del periodo delle dichiarazioni dei redditi, fino al servizio di amministratore di sostegno e di colf e badanti, quindi sicuramente dei temi di grande interesse per tutti coloro che ci stanno seguendo. Vi ricordo che come sempre potete intervenire con le vostre telefonate. Ora la regia metterà in sovraimpressione il numero di telefono, per quello eccolo qui, lo vedete, 0422 162 8332 per tutte le vostre domande alle nostre ospiti che vi presento subito. Benvenuti. Grazie per essere qui con noi a Monica Giomo, amministratrice delegata dei CAF CGIL del Veneto. Buongiorno Monica, Marta. Grazie per essere con noi e benvenuta ad Anna Caretta, responsabile dei servizi colf badanti, amministratore di sostegno del servizi Treviso SRL di Treviso. Poi abbiamo in collegamento, grazie anche a Sara Franchetto, responsabile fiscale di CAF Veneto SRL. Buongiorno anche a lei, grazie per essere con noi. Allora cominciamo dal tema, posso dire, più complicato che è quello delle tasse, no? Siamo, dicevamo, in periodo di campagna fiscale, di dichiarazione dei redditi, e ci sono alcuni elementi che sicuramente è molto importante puntualizzare e ricordare, a partire dalle scadenze, no? Monica Giomo. Sì, è un periodo sicuramente per noi operatori del settore molto impegnativo, ci vedremo impegnati appunto fino a fine settembre con la compilazione dei modelli 730, ma poi proseguiremo, e lo stiamo comunque già facendo anche adesso in contemporanea, fino al 15 di ottobre è possibile presentare l'altra, diciamo, tipologia di dichiarazione dei redditi qui presenti in Italia, che è appunto il modello redditi persone fisiche, a cui poi naturalmente si affianca quello dedicato alle persone con partita IVA. Le scadenze, appunto, a parte quelle del 730, dobbiamo ricordare chi ha ancora immobili eventualmente in proprietà oltre alla prima abitazione o eventuali terreni. Il 15 giugno è passato da poco, era la scadenza per il versamento, il 16 giugno per il versamento appunto dell'acconto IMU, e poi la seconda rata per chi paga in due soluzioni appunto a metà di dicembre. Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, io ricordo sempre che la dichiarazione può essere un'opportunità, siccome lo vediamo quotidianamente, soprattutto per le persone che magari possono essere più o meno giovani, insomma hanno lavorato magari o per tutto il 2023 o per una parte d'anno 2023 e hanno magari solo quella certificazione. Ecco, il nostro suggerimento è sempre quello di controllare quella CU, si chiama così, certificazione unica, che mi riepiloga i redditi e le ritenute che il datore di lavoro, quindi l'azienda per la quale ho lavorato, mi ha versato. A volte durante l'anno il datore ci eroga la busta paga mensilmente, però per qualche motivo non vengono applicate correttamente le detrazioni, il trattamento integrativo. Quindi a me sembra, perché ho un'unica certificazione, di essere a posto nei confronti dello Stato. In realtà lo posso essere, però quando dico che fare la dichiarazione, in particolare 730, è un'opportunità, perché in realtà da quell'unica certificazione posso andare a recuperare delle somme che il datore di lavoro non mi ha erogato mensilmente. Quindi attraverso il 730 io, con la busta paga che andrò a percepire comunque insomma entro settembre, che è la scadenza ultima per presentare la dichiarazione, posso portarmi a casa quelle somme di cui non ho goduto durante l'anno. Quindi è un'opportunità. A volte si pensa che non faccio il 730 perché non ho sostenuto spese nel corso dell'anno 2023, quindi non vale la pena neanche che la presenti. In realtà no, ricordo che è sempre
bene e opportuno andare appunto a fare un passaggio presso i nostri sportelli e possiamo insomma dare la certezza e la sicurezza che nulla è dovuto, oppure viceversa nulla dobbiamo ricevere da parte dello Stato. E quindi è sempre importante fare tutte le verifiche. Allora abbiamo già una telefonata in linea, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Marco da Marino di Piave. Buongiorno signor Marco, prego. Buongiorno. Proprio oggi sono stato dalla CGIL di Conegliano e vedo che il CAF è molto preparato, il CAF hanno delle persone capaci e molto affabili con le persone. Io porto su tanti 7,30 al CAF perché i miei anziani che sono abituati con Marco sono contenti di andare al CAF della CGIL. Fatalmente un mio amico non aveva più fatto il 7,30, la banca lo ha chiamato dicendogli: guarda che hai da detrarre le spese, che tu hai come si può dire, lui versa dei soldi per l'infortunio e lui non si ricordava più, allora è venuto da me. Io oggi ho fatto anche il 7,30 e il CAF è meraviglioso, la CGIL, così pure la Anna Caretta, che io, tanti anziani che vengono da Marco a chiedere come si può fare, io li invio tutti all'Anna Caretta e lei è bravissima a dare tutte le spiegazioni che serve. Allora Marco, la ringraziamo di questa sua telefonata così davvero, insomma, che vi fa anche inorgoglire, certo, no? per quello che è il vostro lavoro. Grazie allora signor Marco per averci telefonato. Ecco, Marco elencava anche un esempio, no? Un piccolo esempio, certo, questo per esempio le spese assicurative, uno ha l'assicurazione per gli infortuni, anche quella è una spesa detraibile. Certo, ci sono molti oneri di cui magari non siamo a conoscenza che possono essere portati in dichiarazione dei redditi, quindi il suggerimento che diamo sempre è quello di conservare qualsiasi tipo di spesa che uno sostiene, ci raccomandiamo sempre di conservare la pezza giustificativa che certifica il pagamento, per la famosa tracciabilità che ormai da 3 anni a questa parte insomma abbiamo imparato che dobbiamo pagare con mezzi tracciabili e quindi non più in contanti, per avere la certezza che quella spesa sia detraibile o deducibile. Il nostro impegno è sempre quello infatti di aggiungere, diciamo, informazione all'informazione, ossia un utente si rivolge a noi per fare la dichiarazione dei redditi e a volte non sa, o si presenta magari per fare l'ISEE e non sa in realtà che potrebbe beneficiare di alcuni sussidi, di alcuni bonus. Quindi diciamo la manifestazione, mi fa piacere, ringrazio il signor Marco, è perché chiaramente andiamo magari anche oltre a quello che è il nostro quotidiano lavoro e la nostra, diciamo, professionalità nel fare bene le pratiche fiscali. In particolare mi ricollego all'argomento che volevamo appunto trattare oggi con Anna, perché un paio di puntate fa avevamo trattato il servizio colf badanti e ci faceva piacere fare una panoramica appunto di quelle che possono essere delle spese, oltre a entrare nel merito del servizio che eroghiamo, perché magari le persone pensano che il CAF, Centro di Assistenza Fiscale, fa solo dichiarazioni dei redditi. In realtà no, gestiamo un servizio importante appunto che è quello dell'amministratore di sostegno, il servizio colf badanti, seguiamo purtroppo, dico io, anche il servizio delle pratiche di successione quando viene a mancare una persona, quindi non è necessario rivolgersi in assoluto dal notaio per esplicitare la pratica.
e poi chiaramente tutti i titolari di partita IVA e tutte le pratiche connesse al fiscale. Le pratiche di cui si occupa Anna sono chiaramente delle pratiche particolari proprio perché andiamo a trattare un argomento e situazioni di fragilità a volte o umane, di difficoltà. sì, umane, quindi Anna sinceramente tocca con mano, voglio dire, un campo veramente delicato. A volte pensiamo di poter, diciamo, c'è una commistione tra ambito fiscale e situazioni dove la persona, ad esempio, che può essere un familiare, si trova nell'impossibilità di fermare gli atti, diciamo, ordinari, quindi anche una stessa dichiarazione dei redditi, una delega. Ecco, la figura dell'amministratore di sostegno poi a tutti gli effetti arriva a un punto in cui è proprio necessario fare, e Anna adesso nel merito spiegherà qual è l'iter che eventualmente siamo in grado naturalmente di assistere in tutte le varie fasi. Certo, allora Anna, però prima di spiegare questo volevo sentire, mi segnalano dalla regia che abbiamo un'altra telefonata, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Buongiorno, allora io volevo chiedere una cosa. Chi parla e da dove chiama intanto, signora? Vicenza. Da Vicenza, sì. Sì, allora circa un mese fa mia sorella è andata a fare il 730 e gli hanno detto, siccome siamo assicurati per la casa, che non era valida la polizza per cui lei non poteva detrarre. Poi sono andata alle poste perché io ho l'assicurazione alle poste e mi hanno detto che invece posso detrarla. L'altro giorno sono tornata, hanno detto che non è valida. Oggi sono tornata e lo stesso aveva detto che non è valida, ma ho tutti i documenti. Adesso io devo aspettare settembre per avere il rimborso, perché intanto è già partita l'altra assicurazione e più devo spendere 15 euro per uno sbaglio che hanno fatto al CAF. Cosa devo fare? Magari ci lasci il suo numero, signora, perché adesso ovviamente è un caso particolare, specifico, bisognerebbe vedere la documentazione. Non so se Sara, che è in collegamento, magari vuole fare qualche domanda, ma penso che poi si entra nel merito della pratica. No, perché quando sbagliamo noi cittadini dobbiamo sempre pagare. Quando sbagliano loro, mia sorella è anziana e tutto quanto, perché stamattina c'ero io. Allora guardi, facciamo così, signora, perché ovviamente è un caso specifico e particolare, bisogna vedere la documentazione. Se vuole lasciare i suoi recapiti alla nostra regia, poi magari si sarà rivolta anche allo sportello di Vicenza, immagino, quindi giustamente andiamo anche in difficoltà. Possiamo dare eventualmente, se Sara, ripeto, vuole dare un'indicazione magari rispetto all'assicurazione della casa, che cosa è previsto. Poi nello specifico giustamente i colleghi, immagino, di Vicenza, sia doveroso da parte loro, magari se la signora voleva lasciare poteva riverificare eventualmente la posizione. Certo, sì. Allora sentiamo intanto magari con Sara che cosa è previsto per quanto riguarda appunto le detrazioni sulle polizze assicurative della casa. Sì, grazie intanto signora per averci telefonato. Ecco, prego, Sara Franchetto. Sì, relativamente alla polizza assicurativa sulla casa è detraibile solo la parte di premio che si riferisce agli eventi calamitosi. E chiaramente chi vuole detrarre la polizza, allora non è necessario sostanzialmente che chi sostiene quindi la polizza sia intestato proprietario dell'immobile, però l'immobile intanto deve essere di tipo abitativo, quindi facciamo un esempio semplice: io cittadino sottoscrivo una polizza sull'abitazione dove risiedo, ok, magari questa polizza prevede tutta una serie di casistiche, magari pago un premio X, la parte che mi posso detrarre, ok, e recuperare nel 730 è solo quella che riguarda gli eventi calamitosi. Quindi io dovrei avere una certificazione che mi dovrebbe rilasciare l'assicurazione ogni anno, in cui mi riepiloga che io sono il contraente a cui è intestata questa polizza, che questa polizza va a coprire un immobile ad uso abitativo. Di solito vengono indicati anche i dati dell'immobile che è stato assicurato, e dovrebbe indicarmi qual è l'importo della polizza che è riferito a questo, diciamo, all'evento calamitoso. Non è sufficiente tutto questo, perché poi l'Agenzia delle Entrate con l'avvento della tracciabilità mi chiede anche il pagamento tracciabile, quindi se non è riportato nella certificazione che il pagamento è tracciabile, devo fornire anche
il mezzo con cui ho pagato. Se ho pagato in contanti, ad esempio, la spesa non è detraibile, devo aver pagato con il bonifico piuttosto che con il POS o comunque con altri mezzi riconducibili alle vie tracciabili. Certo, e quindi anche questo è molto importante, anche stessa cosa, no? Anche per le spese sanitarie bisogna ricordarsi sempre della spesa, no? Che sia tracciabile, questo è fondamentale. Ecco, ritorniamo allora al discorso dell'amministratore di sostegno, no? Con Anna Caretta. Quali sono, diciamo, le tipologie solitamente, no? Per cui una persona decide di diventare o chiedere di avere l'amministratore di sostegno? Più che tipologie parlerei di necessità concrete in base a una situazione soggettiva di una limitazione dell'autosufficienza della persona stessa, nel senso che la figura dell'amministratore di sostegno è destinata a un'assistenza, un affiancamento alla persona che autonomamente non è più in grado di svolgere le azioni quotidiane e aver cura dei propri interessi soprattutto. Quindi è una figura relativamente nuova che si è sostituita in gran parte anche a quella forse più conosciuta nel passato del tutore per le persone inabilitate, interdette, che cerca di limitare, di lasciare il più possibile l'autonomia, qualora ce ne sia, della persona che comunque non è pienamente autonomo nella gestione. Quindi la figura dell'amministratore di sostegno si affianca a questa persona che limitatamente a quello che può fare può ancora gestire autonomamente alcune cose, oppure può effettivamente sostituirsi in tutto se la persona è del tutto non autosufficiente e autonoma. Le disabilità sono le più svariate, nel senso che uno può essere disabile fisico, mentale, avere delle situazioni passeggere di difficoltà. Dovute a malattia, per esempio. Un'impossibilità di firmare per un periodo, anche solo un problema passeggero, ed è una figura relativamente semplice, nel senso che comunque le persone tendono a prendere un po' paura per dover fare questa nomina. In realtà è come un aiuto e un'utilità che la persona può avere in più per gestire le cose di un'altra persona, perché ricordiamo sempre che anche il familiare più stretto non è legalmente autorizzato a firmare, a decidere per il marito, per la moglie, per un figlio o un genitore. E in questo caso ricordo anche che per i figli minorenni disabili al compimento del 18° anno di età è necessario la nomina di un amministratore di sostegno, perché il genitore ovviamente non è più tutore del figlio. È una pratica che si richiede al personale, può essere richiesta direttamente da un familiare, può essere affidata a un avvocato e deve essere gestita, può essere gestita anche dal diretto interessato qualora mantenga una certa autonomia, e prevede la gestione di tutte le cose di ordinaria amministrazione che riguardano la persona, quindi la persona stessa e anche e soprattutto il patrimonio della persona. Può gestirlo, può dare il consenso informato ad esempio alle cure mediche, che è una delle cose più ricorrenti, può firmare le dichiarazioni di redditi, avere accesso anche agli atti che magari se uno non è amministratore di sostegno non riuscirebbe ad avere dei dati della banca, di conti correnti, di investimenti, e quindi si semplifica un po' la gestione per la persona che non è perfettamente in grado di farlo. Ecco, e quindi questi sono tutti aspetti che poi possono anche variare, no? A seconda di quella che è, come dire, il grado di scarsa autonomia, insomma, della persona, nel senso che passiamo dalla persona che è parzialmente autonoma e quindi l'autonomia che ha è giusto, è proprio riconosciuto dall'istituto dell'amministratore di sostegno, di lasciare il più possibile l'autonomia, quindi l'amministratore può affiancarsi alla persona e condividere delle scelte. Che quindi questa persona può anche continuare a gestire alcune sue cose. È sempre bene, lo preciso, perché magari
magari potrebbero esserci delle restrizioni, verificare cosa è scritto nella nomina. In genere le nomine fatte dal giudice hanno dei punti ricorrenti e sono sempre quelli. A volte hanno una limitazione anche nelle spese da affrontare. La limitazione invece per tutti è quella delle cose di straordinaria amministrazione, per le quali l'amministratore di sostegno deve sempre chiedere l'autorizzazione al giudice. Tra le più ricorrenti, siccome l'amministratore di sostegno comunque deve tutelare la persona, gli interessi della persona e il patrimonio della persona, qualora ci siano delle azioni che potrebbero penalizzare il patrimonio e la persona stessa, deve essere fatta la richiesta al giudice che può autorizzare o meno questa operazione da fare. Per esempio, la più ricorrente è la vendita di un immobile. Generalmente, insomma, la persona anziana ricoverata in istituto, qualora possieda la casa di abitazione o altri immobili che non viene più utilizzata perché la persona è ricoverata in istituto, spesso e volentieri servono anche dei soldi per poter mantenere la retta all'istituto, e quindi si chiede l'autorizzazione al giudice di vendere un immobile per queste necessità. Deve essere precedentemente fatta una perizia di stima giurata da un tecnico abilitato e presentata al giudice con un acquirente disposto a pagare l'immobile per la cifra indicata nella perizia di stima, e quasi sempre non ho visto dinieghi nell'accettare, nell'autorizzare la vendita dell'immobile. Certo. Allora abbiamo un'altra telefonata in linea, vediamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Chi parla? Buongiorno. Buongiorno. Il mio nome è Bacco Maria Luisa. Buongiorno Maria Luisa, prego. Volevo chiedere, ho fatto già la dichiarazione dei redditi. Sì. L'anno scorso ho dovuto sostituire una caldaia. Mi hanno messo una caldaia, ho visto quel giorno l'idraulico e da più di un anno che non lo vedo più, non risponde al numero di telefono, e le dirò che ho fatto la dichiarazione dei redditi, ho portato la fattura e non hanno potuto detrarmela perché non avevo fatto la certificazione della caldaia. Ecco, allora adesso vediamo appunto Sara Franchetto che cosa ci dice proprio a questo proposito, perché anche quella della caldaia appunto rientra tra quelle spese che possono essere portate in detrazione purché ci siano determinate... Io sono pensionata quasi 88 anni, vivo da sola, qualsiasi cifra è tanta per me, che devo affrontare tutto. E non ho mai fatto una doccia con l'acqua calda. Ecco, allora evidentemente è un problema questo. Sentiamo, signora, allora aspetti un attimo che sentiamo da Sara Franchetto, sì, che è responsabile fiscale dei CAF Veneti, quando si può portare in detrazione la spesa della caldaia. Dopo un anno io ho sentito. Ecco, allora sentiamo Sara. Allora, il caso della signora è un caso limite, nel senso che al di là di quella che è la detrazione fiscale, l'idraulico che viene a casa a installarci la caldaia dovrebbe anche redigere quello che è il libretto dell'impianto, che è un libretto in Veneto informatizzato, per cui bisognerebbe capire, intanto non ho capito la signora se questa caldaia è solo stata posata e non è stata collegata, o se è stata collegata però poi l'idraulico diciamo non si è fatto più sentire. Certamente per detrarre la caldaia anche con la detrazione più bassa e più semplice, la signora avrebbe bisogno della fattura, cosa che penso ci sia, dovrebbe aver pagato con un bonifico apposito e dovrebbe avere la dichiarazione del produttore della caldaia.
Ora, diciamo che queste nel 90% dei casi si possono anche recuperare su internet se diciamo sia marca e modello della caldaia che è stata installata. Bisognerebbe un attimo vedere la documentazione che è in possesso della signora. Quello che personalmente a me preoccupa un po' di più che l'aspetto meramente fiscale, e anche tutto un aspetto di adempimenti amministrativi che esulano dal fiscale, che sono connessi invece all'installazione del generatore di calore. Ecco, quindi allora che consiglio possiamo dare alla signora che si trova in questa situazione? Beh, adesso a me viene in mente, magari potrebbe rivolgersi un attimo alla Fede dei Consumatori per capire se all'interno del comportamento che ha avuto l'idraulico c'è qualcosa che non va bene in base a tutta una serie di norme. Certo, per verificare appunto. Come primo, io ho esatto. cercato altre ditte, anche quelle che avevo in precedenza, si sono rifiutate perché dicono lei non ha la certificazione. E allora signora, il consiglio che possiamo darle in questo momento è quello di rivolgersi all'associazione Feder Consumatori, in modo tale che loro, vedendo le carte che lei ha in mano, possono darle anche il consiglio su quella che è la misura migliore di procedere nel caso specifico della sua situazione. Sì, perché guardi, adesso anche posso fare la doccia. Guardi signora, facciamo così, allora lasci il suo numero di telefono alla nostra regia, che così noi poi, terminata la trasmissione, la richiamiamo e le diamo i numeri di telefono e le persone da contattare, in maniera tale che la agevoliamo nella mettersi in contatto, insomma, con questa associazione. Grazie signora, grazie per averci telefonato, buona giornata a lei. Allora, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, subito dopo torniamo in diretta, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con lo spazio del mercoledì dedicato alla CGIL. Siamo in studio con Monica Giomo e Anna Caretta, in collegamento Sara Franchetto. Allora, ne approfitterei, collegandoci alla telefonata che abbiamo sentito prima della barra pubblicitaria, Monica Giomo, per chiarire un attimo meglio, no, questo discorso delle spese di detrazione in riferimento anche, come era appunto il caso specifico della signora della caldaia. Sì, ma è utile magari ricordare a tutti coloro i quali hanno già presentato la dichiarazione 730 e quindi è già stata magari anche già trasmessa all'Agenzia Entrate, adesso cominciano le fasi dei conguagli, quindi con la prossima busta paga, qui nel mese di luglio relativa al mese di giugno, un lavoratore dipendente che ha già presentato il 730 e inviato all'Agenzia riceverà il suo rimborso oppure la trattenuta nella sua busta paga. Cosa succede? Che malgrado il controllo preciso con i dati del flusso attraverso la precompilata, può succedere che magari un onere, una spesa insomma sostenuta nel corso del 2023 non sia stata inserita. Allora non c'è nessun tipo di problema, così come la stessa cosa vale chiaramente anche per un eventuale modello CU non inserito nella prima dichiarazione. È sempre possibile sanare la dichiarazione, quindi attraverso una dichiarazione integrativa ne verrà presentata una successiva integrando ciò che non è stato inserito nella prima dichiarazione. Quindi diciamo che ci sono anche dei tempi lunghi, perché lo si può comunque fare con delle tempistiche che vanno ben oltre l'anno di presentazione. Quindi ecco, mai buttare via pensando che non ho inserito nella prima dichiarazione, ormai è fatta e non posso più fare nulla, ma passare presso i nostri uffici anche qualora la prima dichiarazione uno si fosse appoggiato da un'altra parte oppure eventualmente avesse usufruito della dichiarazione precompilata. Possiamo comunque dare assistenza, dare una mano chiaramente nel sistemare le cose.
Ecco, per quanto riguarda le dichiarazioni, Sara Franchetto, si parlava proprio poco fa con Anna Caretta relativamente alla figura dell'amministratore di sostegno di persone con disabilità, no? Per quanto riguarda le detrazioni che vengono, per le spese che vengono effettuate per adattare degli immobili a quelle che sono le necessità di una persona con disabilità, con ridotta autonomia, che cosa si può fare? Allora, le possibilità all'interno della dichiarazione dei redditi sono varie. Abbiamo due detrazioni che ormai sono andate a regime. Una riguarda la detrazione del 50%, con un plafond di spesa di 96.000 euro e che si può recuperare nella dichiarazione dei redditi in 10 anni. La tipologia di spesa riguarda sistemi tecnologici che sono magari atti a migliorare la mobilità delle persone con disabilità, anche degli stessi anziani all'interno dell'immobile, piuttosto che l'adeguamento degli impianti, l'installazione di montascala, servoscala, l'adeguamento degli ascensori o la stessa installazione dell'ascensore. Quindi diciamo che questo contenitore prevede tutta una serie di interventi anche vari. L'unica cosa che la normativa richiede, oltre a pagare con il bonifico dedicato per le detrazioni fiscali, perché questa tipologia di interventi, se scegliamo questa detrazione, rientra nelle spese di ristrutturazione edilizia, okay? È che gli interventi che vengono effettuati negli immobili rispettino i requisiti del decreto ministeriale 236 del 1989, che è un po' il decreto su cui si basano tutti gli interventi sull'eliminazione delle barriere architettoniche. Quindi sostanzialmente per godere di questa detrazione, abbiamo detto, ci servirà la fattura, il bonifico dedicato e una certificazione del tecnico che ci dice che questi interventi di fatto rientrano in questo decreto ministeriale. Poi accanto a questa detrazione possiamo godere anche del recupero del 19%, sempre all'interno della dichiarazione dei redditi, per alcune tipologie di interventi che possono rientrare nell'eliminazione delle barriere architettoniche. E qui abbiamo l'installazione di rampe, di montascale, l'adeguamento dell'ascensore ad esempio per far entrare la carrozzina del disabile. In questo caso non è richiesto il bonifico dedicato, ma è importante pagare con mezzi tracciabili. È richiesto che chi sostiene la spesa sia una persona con disabilità. Non è necessario che per forza sia la legge 104, ma comunque deve essere una persona con la disabilità grave. Quindi nel caso di invalidità civile dobbiamo avere un grado di invalidità del 100%. In questo caso non c'è limite di spesa, certo la detrazione è più bassa rispetto a quella precedente e il recupero della spesa può avvenire in un'unica annualità, cioè sostanzialmente io metto in dichiarazione dei redditi l'importo, recupero il 19% in un'unica soluzione. La possibilità di rateizzare la spesa è prevista solo se complessivamente la spesa che vado a sostenere insieme alle spese mediche supera i 15.493 euro rotti e allora l'Agenzia delle Entrate mi dà la possibilità di poter rateizzare questa spesa in 4 rate, però non è un obbligo, più che altro è un'opportunità, nel senso che avendo magari sostenuto una spesa elevata, se sono in una situazione di incapienza, è chiaro che poter rateizzare la spesa in 4 rate potrebbe far comodo per avere ovviamente un recupero
però maggiore anche se in 4 anni. Certo, senz'altro anche questo è importante, perché molto spesso magari queste persone si trovano proprio anche in delle situazioni magari più di difficoltà. Vediamo chi ci chiama. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto? Buongiorno, chi parla? Sì, buongiorno. Buongiorno, prego. Io sono Cleusa di Valdoviade, volevo fare una domanda. Prego. Buongiorno, io sono Cleusa di Valdoviade. Sì, signora, la sentiamo, prego, faccia pure la sua domanda. Volevo chiedere se adesso la manutenzione delle caldaie, che sono gli obbligo da fare ogni anno, se sono detraibili. Ok, grazie signora. Allora, sentiamo ancora Sara Franchetto su questo. Le spese di manutenzione ordinaria annuali della caldaia, che lo ricordiamo sono obbligatorie, sono detraibili? Purtroppo no, perché sono spese di manutenzione ordinaria e la norma non prevede che questa tipologia di spesa possa essere portata in detrazione da chi la sostiene. Ecco, quindi purtroppo signora Claudia non può portare questa spesa in detrazione. Io tornerei ancora da Anna Caretta ora per completare un po', no, il cerchio su questo discorso che stavamo facendo relativamente all'amministratore di sostegno. Cosa bisogna sapere? L'abbiamo scritto nel nostro titolo. Quali altri aspetti è importante sapere quando si affronta questo percorso? L'aspetto principale è quello della gestione della persona nelle svariate sfaccettature, sia dal punto di vista sanitario, del patrimonio, quello che abbiamo detto prima. Dal punto di vista pratico, l'amministratore di sostegno deve soltanto fare un rendiconto annuale dove si possano evincere le entrate e le uscite, specificando come sono stati gestiti i redditi della persona, e quasi sempre successivamente alla nomina il giudice chiede un inventario. Spesso e volentieri la persona che chiede la nomina di un amministratore di sostegno anche per un familiare non è così scontato che sia a conoscenza di tutte le proprietà della persona, sia mobiliari che immobiliari. Quindi una volta avuto la nomina, in qualità di amministratore di sostegno ha libero accesso agli atti e può comunicare al giudice la situazione patrimoniale della persona. Sarebbe il punto di partenza per dopo fare una volta all'anno il rendiconto su cui vengono appunto indicate le spese, mantenendo, anche questa è una cosa che mette un po' di timore alle persone, ma in realtà non è che l'amministratore di sostegno debba tenere il singolo scontrino che va a fare la spesa, o comunque delle spese di vestiario così, ma riuscire a dare un'indicazione della suddivisione delle spese per la gestione dell'immobile, le spese personali, eventualmente le spese mediche, spesso le spese della badante qualora non siano in casa di riposo, parliamo in genere degli anziani, e sono queste le voci da indicare al giudice. Ovviamente per le spese di importi più ingenti è doveroso che siano tracciate anche queste, perché al rendiconto annuale è necessario allegare l'estratto conto del conto intestato solo al beneficiario. Anche qua spesso la persona ha un conto cointestato con un familiare, mentre per la gestione dell'amministrazione di sostegno è necessario aprire un conto intestato solo alla persona assistita, quindi al beneficiario. In maniera tale che solo l'amministratore di sostegno possa in qualche maniera gestirlo. Gestire è autorizzato alla gestione anche dei dispositivi come l'home banking, quindi è più facilitato, ma non c'è da prendere paura, perché comunque spesso e volentieri è una gestione di quello che già stanno facendo magari anche da tanto tempo, è solo avere un po' l'attenzione di fare questo rendiconto annualmente. Ecco, le faccio una domanda
domanda perché penso sia di interesse magari per molte persone che ci stanno seguendo. Per quanto riguarda, per esempio, si parlava di beni immobili, prima le spese condominiali, no? Che vengono ovviamente pagate. In caso di lavori straordinari, sempre più spesso si sentono anche questioni di conflittualità nei condomini proprio su questo. L'amministratore di sostegno in questo caso come si deve comportare? L'amministratore di sostegno, anche questa è una delle cose che fa parte della gestione di una persona e del patrimonio della persona. Allora, a volte si tende a dar per scontato faccio, non faccio, chiedo, non chiedo. Io sono sempre del parere che la prima cosa da valutare sono le possibilità economiche della persona, che quindi è necessario avere la disponibilità per affrontare delle spese, e spesso le spese condominiali di lavori sono anche ingenti. Nello scrupolo di dire posso permettermi o no di affrontare questa spesa, io consiglio sempre di chiedere un'autorizzazione al giudice. Dopo, se devo sostituire la vasca da bagno con una doccia per poter avere accesso a una carrozzina e ho la possibilità economica di farlo, comunque il nostro fine di agevolare la situazione della persona affetta da un limite dell'autonomia è sempre una cosa che uno può gestire. È anche buon senso, no? Alla fine in questo caso, il buon ovviamente. senso è sempre l'arma vincente in tutte le cose e anche in questa. Nel dubbio è sempre preferibile fare una richiesta al giudice per avere l'autorizzazione. È anche vero che avendo l'obbligo di fare il rendiconto una volta all'anno, tutto quello che viene speso e tutto quello che l'attività che viene svolta dall'amministratore di sostegno deve essere rendicontata ed elencata nel modulo da presentare. Quindi in genere sono cose che si fanno abbastanza a cuor leggero. In casi più specifici è sempre meglio capire esattamente se la cosa è deve essere autorizzata. Certo. Allora, un'altra telefonata abbiamo in linea. Pronto? Buongiorno. Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono Cristina. Buongiorno. Buongiorno Cristina, prego. Buongiorno. Niente, io volevo portare la mia esperienza che ho avuto con un amministratore di sostegno per mia mamma. Sì. Ecco, è stata nominata un amministratore di sostegno, è rimasto in carica 3 anni e mezzo, 3 anni e mezzo, 2 anni e mezzo, non dico cosa abbiamo passato perché non pagava conti, non pagava spese e in ultima, quando mia mamma è morta, mi sono trovata che aveva prosciugato i conti correnti, quindi mia mamma aveva disponibilità molta e non abbiamo trovato più una lira. Questa è stata portata ovviamente in tribunale, c'è stato un processo, è stata dichiarata colpevole e a risarcirsi. Niente, e quindi questa cosa ha fatto? Ha distratto tutti i soldi, risulta nulla tenente e io non ho niente di mia mamma. Ecco, questo è stato l'amministratore di sostegno è stato riconosciuto, è stato pubblicato, c'è la sentenza del tribunale, riconosciuto colpevole di, adesso non ricordo il termine esatto, e quindi a risarcire. Ha visto lei una lira? No. È passato più di quasi un anno e non c'è stata una lira di risarcimento perché lei non si sa bene dove sono andati a finire tutti i soldi che ha svuotato i conti di mia mamma e quindi risulta nulla tenente e a me non è rimasto niente. Ok, allora abbiamo capito, mi scusi la interrompo perché abbiamo davvero pochi minuti ancora. Certo. Anna Caretta, purtroppo... Sì, diciamo che a parte il dispiacere per la signora sono quei casi limiti che per fortuna io non ho mai incontrato con l'esperienza lavorativa, però può succedere. Mi viene da pensare che
oltre all'abilità e la disonestà anche e soprattutto di questa persona, non sia mai stato presentato il famoso rendiconto, perché effettivamente è vero che spesso anche i giudici sono oberati di lavoro e il controllo dei rendiconti magari non è immediato, però io ho avuto dei casi che a distanza magari di 1 o 2 rendiconti saltati, quindi 2 annualità, il giudice ha richiesto la rendicontazione. Quindi sarebbe da capire esattamente se non ha mai presentato il rendiconto, quindi il tempo che è rimasto in carica e dopo sua mamma è deceduta, il giudice non ha neanche fatto in tempo a fare i controlli. La disonestà delle persone purtroppo si trova, e in questi casi è anche ancora più spiacevole perché ne approfittano di situazioni di fragilità. Immagino che la signora abbia fatto nominare un amministratore d'ufficio dal tribunale, che anche questa è una possibilità. C'è anche da dire che quando un familiare non si rende disponibile a fare l'amministratore di sostegno, viene nominato, lo stesso viene nominato dal giudice, che pesca da una lista di persone fidate che danno la disponibilità in tribunale. Non sono degli avvocati perché non è necessario che lo siano, però se non altro persone di fiducia. E la pecora nera purtroppo c'è dappertutto. L'augurio è che possa recuperare almeno il mal tolto. Certo, infatti questo è l'augurio che facciamo alla signora, un caso limite, dicevamo, solitamente l'amministratore di sostegno nella maggior parte dei casi è anche un familiare della persona. È vero che l'amministratore di sostegno ha facoltà di agire, e quando non è un familiare o comunque anche quando è un familiare non ha l'obbligo di condividere con gli altri familiari quello che deve gestire, che deve decidere. Però torniamo al buon senso e alla correttezza, che spesso sia che l'amministratore sia di famiglia e che sia nominato d'ufficio è anche necessaria una collaborazione con la famiglia stessa per poter dare il meglio alla persona che ha le difficoltà e per cui si è nominato l'amministratore di sostegno. E l'obiettivo è proprio quello, ovviamente, altrimenti non avrebbe neanche senso di esistere. La persona è una forma di protezione di una persona fragile. Certo. Allora, avremo ancora davvero tante cose da dire, però purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Vola davvero un'ora quando ci sono dei temi anche di così grande attualità e stringente interesse. Allora, io ringrazio per essere state con noi Monica Giomo, amministratrice delegata dei CAF CGIL del Veneto, Anna Caretta, responsabile dei servizi Colf Badanti, amministratore di sostegno, e poi ringrazio in collegamento Sara Franchetto, responsabile fiscale del CAF Veneto. Grazie mille per essere state con noi, e grazie a tutti voi telespettatori per averci seguito. Buon pomeriggio.